si sperava che ci fossero più opere in Veneto, ma vedo che anche ieri il presidente Zaia ha ricitato la cosiddetta Meolo-Jesolo, quindi l'autostrada del mare, e quindi probabilmente nel passaggio parlamentare l'elenco di queste 131 opere verrà, dico probabilmente, verrà implementato. L'elenco delle opere contenute nel piano Italia Veloce potrebbe allungarsi quindi alla Treviso Mare, grande assente fra le infrastrutture a nord-est. È questa l'anticipazione dell'amministratore delegato di Veneto Strade Silvano Vernizzi, già commissario della Pedemontana Veneta e del Passante di Mestre. Di fatto introdurre la Treviso Mare all'interno della lista delle 130 opere prioritarie d'Italia significa accelerare i cantieri. Il decreto semplificazioni prevede appunto che venga nominato un commissario per ognuna delle 131 opere strategiche che ci sono nel decreto, che sono allegate al decreto stesso. Oggi è l'unico modo per riuscire in qualche maniera a accelerare la realizzazione delle opere e a farle diventare in tempi abbastanza ridotti dei cantieri. Tra gli interventi che già si trovano in Italia Veloce c'è un altro punto critico della viabilità regionale, la Romea, maglia nera per incidenti stradali, prevista in questo caso una manutenzione straordinaria del tracciato. Diciamo perché c'è anche, oltre degli allargamenti in alcuni punti, c'è l'eliminazione degli inserimenti a raso, quindi con inserimenti delivellati o con rotatori e con altre soluzioni.